La prima citazione della chiesa di San Nicolò risale al 1154 come cappella dipendente da Busco. Intorno al 1440 la famiglia da Camino aveva preso il possesso del castello di Motta e decise di rendere la chiesa una propria cappella personale, facendola dipendere dalla pieve di San Giovanni. L'attuale edificio è il risultato della riedificazione avvenuta a partire dal 1516 per ordine del podestà. Nella seconda metà del Cinquecento il Consiglio cittadino decise di portare a termine la facciata della chiesa e la nuova torre campanaria, che venne realizzata con uno stile che richiama quello del campanile di San Marco a Venezia. Nel Settecento vi erano 8 altari, commissionati da privati e confraternite. Di questi oggi ne rimangono solo 3, quello maggiore e quelli delle 2 cappelle laterali. Di particolare prestigio è l'altare maggiore, sulla cui mensa è situato un tabernacolo a forma di tempietto a pianta rettangolare. All'interno della chiesa sono 2 le opere pittoriche di valore. La prima venne realizzata nel 1589 da Francesco Bassano e rappresenta la Madonna con il Bambino in trono tra i santi Nicola, Sebastiano e Rocco. Nel dipinto essi sono intenti a implorare l'intercessione della Vergine per la salvezza dalla peste. La seconda venne realizzata da Pietro Malombra nel 1597 e rappresenta San Nicola di Mira tra i santi Francesco, Giovanni e Pietro, cui appare Cristo in gloria. L'opera vuole trasmettere l'idea di Gesù vero Dio che entra nella storia come vero uomo. Questa verità è affidata a San Nicolò, posto al centro della composizione che diventa guida della comunità mottense. Di notevole importanza sono i monumenti funebri dedicati allo scienziato Antonio Scarpa e al cardinale Girolamo Aleandro. Quest'ultimo, posto nella controfacciata, è stato realizzato dallo stuccatore Francesco Re, che ai suoi lati ha posto 2 figure rappresentanti la fede e la fortezza. Segni importanti per il cardinale, che ebbe l'incarico di consegnare la bolla di Scomunica Exsurge Domine a Martin Lutero.